Sestri Levante si avvia al termine la progettazione del depuratore a Ramaia. Oggi in Consiglio la pratica di acquisizione di un terreno che consentirà un posizionamento migliore dell'impianto. Crescono i consumi e l'occupazione, calano le vendite per le imprese. Liguria avanti piano, presentato il rapporto 2018 sull'economia ligure di Banca Italia. Cicagna in festa per il patrono San Giovanni Battista. Benedetti inaugurati i lavori di restauro della casa canonica a servizio del vicariato della Val Fontana Buona. I fedeli della diocesi di Chiavari sulle orme di Abramo, chiamato a mettersi in viaggio. In Terra Santa i pellegrini hanno incontrato luoghi e testimonianze di fede tra Giordania e Israele. Grande festa a Chiavari per i 100 anni di Andrea Copello, chiavarese doc inseparabile dalla moglie Gemma, con lui i figli, le nuore, i nipoti e tanti amici. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Depuratore, frana di Villarocche, turismo. Sono alcuni dei punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Sestri Levante che si riunirà questa sera alle 19:30. La sintesi dei temi principali che saranno discussi in questo servizio. La progettazione del depuratore a Ramaia procede con rapidità, l'iter è quasi al termine. Uno degli ultimi tasselli attende oggi l'approvazione del Consiglio. Si tratta, spiega il sindaco, dell'acquisizione di un terreno che consentirà una collocazione più idonea dell'impianto. Consente di orientare il manufatto del depuratore in un modo meno visibile dalla strada, dal percorso pubblico dell'area, quindi consente una miglioria progettuale e una collocazione più idonea e migliorativa proprio dell'assetto del depuratore. Altro tema al vaglio del Consiglio, il movimento franoso di Villarocche. L'Assemblea è chiamata a votare l'acquisizione di un'ultima parte di un terreno privato per il consolidamento dell'area, un intervento che nella parte pubblica è già iniziato da alcuni giorni e proseguirà nei prossimi mesi. Dovrebbe tranquillizzare anche tutti gli abitanti della zona, sia quelli di Riva Trigoso che stanno sotto la frana che gli abitanti della zona di Villarocche, perché dovrebbe mettere a posto tutta la nuova franosità che si è verificata nell'ultimo anno. Tra i punti all'ordine del giorno c'è anche il turismo. La prima pratica riguarda alcuni lavori migliorativi all'Hotel Miramare, che dopo il duro colpo inferto dalla mareggiata chiede di realizzare una nuova copertura di collegamento tra gli spazi comuni e le camere e un centro benessere aperto a tutti, non soltanto ai clienti. Queste migliorie probabilmente potranno consentire un percorso di richiesta della quinta stella da parte della struttura stessa, quindi un arricchimento del tessuto turistico di Sestri Levante. La seconda pratica infine è il cambio d'uso di 4 immobili al piano terra di Viale Mazzini, realizzati 10 anni fa e ancora inutilizzati. Erano destinati ad uffici, ma di fatto non hanno trovato mercato in questo decennio con questo utilizzo. Così, su richiesta del proprietario di dare un'altra destinazione, proponiamo al Consiglio Comunale la destinazione con un vincolo decennale di alloggio vacanze che appunto anche in questo caso arricchisce con un tipo di turismo diverso, ma l'offerta turistica del nostro territorio. All'ordine del giorno anche 5 interrogazioni e 5 mozioni su vari aspetti, dal degrado di Piazza Italia al parcheggio di Sant'Anna, dal contenzioso relativo a Viale Roma alla proposta di costituzione di una commissione consigliare antimafia. È stato presentato il rapporto 2018 sull'economia ligure di Banca Italia, un'analisi molto dettagliata che mette in luce una ripresa moderata dell'economia ligure con una crescita dei consumi e dell'occupazione, ma per contro un calo delle vendite da parte delle imprese. Liguria avanti piano. Il rapporto di Banca Italia sull'economia regionale nel 2018 mette in luce un ritardo rispetto alla media italiana nel recupero dalla crisi, anche se nel corso dell'anno è proseguita una moderata espansione. È aumentata la produzione industriale, ma questo non ha avuto un riflesso su un analogo incremento delle vendite. Il fatturato è diminuito, specie nella componente estera. Invece la spesa per gli investimenti fissi, grazie a condizioni distese di accesso al credito, ha recuperato la contrazione del 2017. Le famiglie liguri nel corso del 2018 hanno speso di più per i consumi e questo grazie ad un miglioramento della situazione occupazionale, specie per quanto riguarda il lavoro dipendente. Si è registrato un incremento degli occupati dell'1%. È cresciuto il tasso di disoccupazione, ma questo perché è aumentato il numero degli inattivi che hanno iniziato a cercare lavoro. Attenzione però, se è vero che le famiglie liguri si caratterizzano per una maggiore ricchezza rispetto alla media nazionale, dovuta in larga misura alla componente immobiliare, è vero anche che è più alta l'incidenza delle situazioni di povertà assoluta.
In connessione con il consolidamento dei livelli produttivi è aumentato il fabbisogno finanziario delle imprese, con conseguente incremento della domanda di credito bancario sia da parte di imprese industriali che dei servizi. Le famiglie liguri si indebitano di meno però rispetto alla media nazionale. Alla fine del 2018 il debito delle famiglie nei confronti di banche e finanziarie rappresentava il 44,5% del reddito disponibile, un dato invariato rispetto al 2011, inferiore alla media nazionale e inferiore alla media del nord-ovest, a conferma della tradizionale prudenza delle famiglie liguri nell'indebitarsi. Rallenta il mercato immobiliare, le compravendite nel 2018 sono scese rispetto al 2013 e sono diminuiti anche i prezzi. Ha pesato sull'andamento dell'economia ligure il crollo di Ponte Morandi, che ha determinato una diminuzione del traffico container ed anche un lieve calo nei flussi turistici dopo un quadriennio di costante crescita. C'è stato l'ennesimo sgombero nella parte terminale di piazza San Giovanni Paolo II a Chiavari. Questa mattina gli agenti della Polizia Municipale hanno fatto allontanare le persone presenti che si erano introdotte nell'area attraversando varchi fatti tagliando e forzando la recinzione e costruendo rifugi di fortuna. I manufatti sono stati rimossi e sono state ripristinate le cancellate e le condizioni igienico-sanitarie. Una comunità in festa, quella di Cicagna, la solennità del santo patrono San Giovanni Battista, celebrata ieri alla presenza del vescovo diocesano, ha coinciso con la fine dei lavori di restauro delle opere parrocchiali. La casa del vicariato della Val Fontana Buona ospita i sacerdoti delle parrocchie della Valle, gli incontri del catechismo e gli uffici del centro di ascolto Caritas. Un luogo dove si fa concreto il cammino di comunione, ha detto il vescovo diocesano. Vediamo. È stata la piccola Marianne, nipote di Etturin di Prato, storico sacrestano, fuochista e campanaro di Cicagna, a tagliare il nastro per l'inaugurazione della restaurata casa parrocchiale, edificio al servizio della chiesa di Nostra Signora dei Miracoli, ma anche di tutte le parrocchie del vicariato della Val Fontana Buona. Qui risiedono infatti i sacerdoti in servizio nelle diverse comunità di fedeli. Qui è stato allestito un nuovo salone con tanto di impianto di proiezione per gli incontri e le riunioni. Qui, al piano terra, sono stati trasferiti i locali del centro d'ascolto Caritas, che quest'anno compie i 10 anni di attività a servizio del territorio e che in questi anni ha prestato aiuto a quasi 900 persone. Abbiamo consegnato 2570 pacchi dal 2013 ad oggi. Abbiamo aiutato con contributo per il pagamento di utenze, affitti e altre spese per una cifra di 46.345 euro. La festa per l'inaugurazione è coincisa con quella del patrono di Cicagna, San Giovanni Battista, ad impartire la benedizione ai locali al termine della celebrazione eucaristica presieduta nel santuario il vescovo diocesano, che ha voluto sottolineare come in questi spazi si porti avanti nel concreto un cammino di comunità e di fraternità condivisa. A fare gli onori di casa Don Mario Moltedo, parroco dal 2006 e che a settembre lascerà il posto a Don Marco Gattorna. L'auspicio da parte sua è che le opere parrocchiali siano una casa aperta, sempre più luogo di incontro e di condivisione di tutta la comunità fontanina. Ed è una casa per tutti. Mi piacerebbe che la sentiste sempre così e che continuasse ad essere così. Don Mario è stato ed è l'anima anche di questa casa parrocchiale. Quando lui è arrivato nel 2006 qui a Cicagna, il vescovo gli aveva proprio chiesto questo, di arrivare a Cicagna cercando di creare fin da subito questo desiderio di comunione. I lavori hanno visto il rifacimento del tetto con l'ardesia donata dalle ditte della Fontana Buona, delle facciate, dei serramenti e all'interno la realizzazione di nuovi bagni a norma di legge e anche un nuovo salone polivalente. Anche a Casarza Ligure, nella suggestiva e antica chiesa romanica di San Giovanni, si è rinnovata la tradizionale devozione al Battista, una tradizione sempre molto sentita e partecipata dalla comunità, che numerosa ha partecipato alla processione con l'Arca del Santo che ha percorso l'antica mulattiera che passa accanto alla chiesa e alla Santa Messa celebrata all'interno della chiesetta millenaria.
sull'esempio di Abramo, chiamato da Dio ad abbandonare la sua terra per quella promessa. Così i pellegrini della diocesi di Chiavari sono stati chiamati ad abbandonare certezze e luoghi comuni per immergersi nell'esperienza di fede derivante dall'incontro con la Terra Santa. Luoghi e persone che hanno arricchito l'ultimo pellegrinaggio diocesano in Giordania e Israele che si è appena concluso. C'era uno sguardo iniziale che abbiamo voluto dare ai pellegrini ed era Lech Lecha, proviene dalla Genesi al 12° capitolo, l'invito che Dio fa ad Abramo. E Lech Lecha significa vai, vattene dalla tua terra, dalle tue abitudini, crea una rottura con tutto quello che sono degli atteggiamenti che ti tengono soffocato, schiacciato, e quindi offriti a una sequela che sia liberante, che sia appassionante. E mi sembra che sia venuto proprio così. Difficile trovare un momento su tutti che ha caratterizzato questo viaggio, tanti comunque gli eventi significativi, i momenti significativi. Le occasioni, le proposte sono molteplici. Anzitutto gli incontri con i volti, con le persone. Non è un viaggio con la crociera, non sono i soliti pellegrinaggi che sono un po' standard. Ecco, quello che abbiamo maturato lungo tutti questi anni di attività ci danno la possibilità di vivere degli incontri, degli appuntamenti con delle persone. E quindi immediatamente mi viene da pensare nel patriarcato il cardinale Potiche, anziano, 95enne, ma colmo di sapienza. Mi viene da pensare ai bambini sordomuti delle Fatah, oppure quando siamo stati anche a gennaio con le nostre suore di Ortas. E sono le persone, i volti, anche quelli più semplici, le persone che incontriamo lungo il tragitto. Poi anche ci sono delle immagini che rimangono nella memoria, sono le meraviglie della natura, il deserto, il Wadi Ram, il Wadi Kelt, Masada. Il deserto è sempre un luogo privilegiato di incontro con Dio. Quali sono adesso i prossimi appuntamenti, le prossime esperienze di viaggio, di pellegrinaggio? Ma sono molteplici. Come ormai è tradizione, noi abbiamo fatto quest'anno, abbiamo ripreso, l'anno scorso era stata sospesa il pellegrinaggio a Lourdes e quest'anno l'abbiamo di nuovo riproposto, così come c'è stato il Terra Santa, il Libano, nuovamente il Terra Santa con la Giordania, e si conclude quest'anno il programma con il Sudafrica. Ahimè ci sono già 20 persone a lista d'attesa, davvero c'è tanta richiesta. A Capodanno troveremo di nuovo un appuntamento lungo i luoghi di San Paolo, delle chiese dell'Apocalisse in Turchia. Incontro oggi a Chiavari con il regista di Rotta Contraria, il documentario dedicato alle migrazioni tra Italia ed Albania, realizzato da Stefano Grossi. L'autore interverrà alle 18 al Cinema Mignon, con lui anche il critico cinematografico Nicola Rossello. Alle 21:30 si terrà la proiezione del documentario. L'iniziativa è a cura di Iro & Co insieme a L'Amaca Gioconda e On Air. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo per altre notizie e servizi. Prima pagina di Avvenire, futuro insieme, la lettera del Premier Conte ad Avvenire per sostenere i Saturday for Future sulla sostenibilità, patto tra cittadini e istituzioni per un sistema più equo. Dal Presidente del Consiglio l'impegno a favorire concrete scelte di consumo responsabile. La fotonotizia sportiva, Milano e Cortina incoronate con i 5 cerchi olimpici. L'Italia ha vinto l'assegnazione dei Giochi invernali del 2026, battuta Stoccolma. All'interno del quotidiano cattolico l'analisi sui 5 punti sull'immigrazione, così si potrebbe cambiare rotta. Una riflessione che parla di azioni concrete sul fronte europeo e su quello italiano per tutte le formazioni responsabili e per costruire ponti e non muri. I 5 punti sono riforma del regolamento di Dublino, ius culture per la cittadinanza, permessi di ricerca di lavoro, regolarizzazione e una svolta normativa sull'asilo. Ora la prima pagina del secolo XIX, l'assegnazione delle Olimpiadi del 2026, vince l'Italia. Milano e Cortina esempio per tutti e la dichiarazione del sottosegretario Giorgetti, missione compiuta, premiato il paese che fa le cose sul serio. La prima pagina del Levante invece apre con il picco di caldo nel Tigullio, 2 decessi e raffica di malori. A Sestri Levante le tragedie in spiaggia e a bordo piscina, turista colto da colpo di calore, grave un escursionista, tutti i casi del nostro territorio nella giornata di ieri.
A Chiavari, Ponte della Maddalena, si spostano i basoli di pietra laterali delle prime pile e l'intervento del Comune per verificare le ragioni della rotazione delle parti verso l'esterno. Nessun pericolo, la dichiarazione del sindaco, si faranno i collaudi. E infine sono stati selezionati i percorsi di formazione che partiranno in autunno sulle province di Genova, Savona, Imperia e Spezia. Ci sono tutti i settori previsti, i titoli, i numeri degli allievi e anche la percentuale per l'inserimento lavorativo. Il titolo: cuochi, gruisti e carpentieri, ecco i corsi per gli under 30. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione con Andrea Capitani. Buongiorno a tutti, la cronaca ci porta a Chiavari, ha riaperto intorno alle 12:30 la viabilità in via Fiume, che è rimasta chiusa per oltre mezz'ora a causa della caduta di un albero di ailanto che ha invaso il marciapiede pedonale e quasi tutta la carreggiata della via. Vediamo proprio le foto dell'albero che si è schiantato sull'asfalto. Fortunatamente al momento del crollo, provocato quasi sicuramente dalle condizioni di non ottima salute del tronco, non stava passando nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che hanno chiuso il traffico e i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari che hanno subito si sono messi in azione per tagliare il tronco dell'albero rimuovendolo dalla carreggiata. Dunque intorno alle 12:30 su una sola corsia è stato possibile riaprire il traffico e in questi minuti si sta completando l'opera di bonifica del marciapiede dell'asfalto ancora occupato da quello che resta dell'albero caduto. Abbiamo visto le immagini, dalla redazione è tutto, lì nello studio. Grazie, 100 candeline spente e un sorriso che fa invidia. Ha festeggiato così il compleanno centenario Andrea Copello, originario di Sant'Andrea di Rovereto, residente a Chiavari, inseparabile dalla moglie Gemma, con cui ha festeggiato quest'anno 62 anni di matrimonio. Alla festa, oltre agli amici e ai parenti, c'eravamo anche noi. 100 anni sono non pochi. E ne sono orgoglioso, con l'augurio speciale che a tutti possono raggiungere questa meta. Se l'ironia è il sale della vita, guardando Andrea Copello si può dire che sia anche un prezioso e benefico elisir in grado di traghettare verso i 100 anni con leggerezza. Nato il 19 giugno del 1919 a San Pietro di Rovereto, residente in centro a Chiavari, Andrea Copello è stato per una vita rappresentante di prodotti farmaceutici. Lo sguardo ha un guizzo quando gli si chiede di ricordare i momenti più belli della vita. Ma c'è qualcosa di più bello che si ricorda? Sì, c'è. Ma non voglio dirlo. Forse il regalo più prezioso per Andrea è stata la moglie Gemma, 88 anni portati splendidamente, 62 anni di matrimonio festeggiati quest'anno, 2 figli, Piero e Sergio, 2 nuore e 2 nipoti, Chiara e Michela. È stato un buon marito, ci siamo voluti bene, non ci siamo mai, ci siamo bisticciati un po' come tutte le famiglie, però siamo sempre andati d'accordo. Guardi, io non rimpiango un giorno di averlo conosciuto. E per la sua festa nonno Andrea ha voluto fare lui stesso un regalo alle nipoti. Dono questo. Questo olivo alle mie care nipoti Michela e Chiara come simbolo di pace e prosperità. Ai giovani dico: continuate a volervi bene dal giorno in cui vi siete conosciuti e che duri tanto la vita come noi, uniti sempre. E Andrea cosa dice? Direi altrettanto quanto ha detto la Gemma. No, qua bisogna andare avanti, Con la speranza, sono già felice di averla raggiunta. E speriamo di poter tirare ancora un pochettino la corda.
Le interviste realizzate alla festa per i 100 anni di Andrea Copello saranno trasmesse questa sera nella nostra trasmissione Si può dare di più in onda su Telepace 1 al canale 15 a partire dalle 21:10. Nel corso della stessa rubrica potrete seguire anche le interviste che abbiamo realizzato in occasione delle iniziative che sono state organizzate nel Tigullio per la giornata del rifugiato. Terminiamo così questa edizione di Tigullio oggi, la prossima andrà in onda come sempre alle 19:15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.